Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conoscenza della fibromialgia, una malattia che colpisce l'apparato muscolare che si manifesta con dolori di tipo reumatico diffusi per la quale non sono ancora disponibili terapie efficaci e mirate, considerato che se ne sconosce la causa e sulla quale la medicina non riesce ad esprimersi ancora in maniera univoca. L'evento è promosso dall'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica in collaborazione tra gli altri con l'Associazione Cammini Francigeni di Sicilia. Sarà un percorso di 9 giorni e 200 chilometri che a tappe partirà da Palermo il 27 aprile e giungerà lungo la via Francigena appunto ad Agrigento il 5 maggio 2019. Un viaggio per parlare della fibromialgia, rendere note le mille difficoltà con cui devono misurarsi gli affetti dalla patologia e sollecitare una maggiore attenzione delle istituzioni sui temi della ricerca e dei sostegni ai malati. Un cammino che vedrà protagonisti anche questi ultimi. Occorre spiegare, dice Giusy Fabio dell'AISF, che in ogni parte della Sicilia i pazienti possono essere aiutati e supportati. È imprescindibile, conclude, che si riconosca la patologia come invalidante e reale. Appuntamento dunque il 5 maggio ad Agrigento.